l'ultimo grido d'animale, la macchina è venuta che gelava, esplose contro il cielo, il fumo sparso in velo, la cosa che ancora respirava, la cosa che ancora respirava, la cosa che ancora respirava. A noi piace pensare un po' dietro l'amore, mentre fa correre via la macchina a vapore, e leggi giù l'autunno, ancora la notizia di una Sindaca, oggi una marcia per non dimenticare, insieme ad altri sindaci e tanti studenti delle varie scuole. Sì, noi come amministrazione comunale abbiamo avuto il piacere di riprendere la 6ª edizione della marcia per ricordare, per dire no alla mafia, perché il nostro grande desiderio in questa pubblica piazza è quello di incentivare e stimolare i nostri giovani e meno giovani per quanto riguarda la legalità e la lotta alla criminalità organizzata, perché noi sindaci questo è il nostro compito, cercare di sensibilizzare più persone possibili. Alla marcia anche il sindaco di Raffadali insieme ad altri sindaci. La marcia è partita proprio da Raffadali per raggiungere Ioppolo. Sì, un segnale forte contro l'indifferenza, cercare di coinvolgere il mondo scolastico, dovremmo coinvolgere anche le famiglie e insieme alle istituzioni fare sinergie affinché tutti insieme si lavori sull'educazione dei nostri figli, dei nostri giovani, per dare una risposta a una cultura che deve assolutamente cambiare. Anche il sindaco di Agrigento ha voluto partecipare a questa iniziativa? Sì, un'iniziativa forte, siamo insieme ai miei colleghi, come hanno anche detto loro poco fa, è un segnale forte che noi dobbiamo dare, dobbiamo far conoscere e far crescere le nostre generazioni, le nostre giovani generazioni con il senso la cultura della legalità, la cultura della trasparenza, la cultura dell'onestà, e questo è oggi quello che stiamo facendo e il nostro intento affinché questa cultura, come diceva poco fa il sindaco di Raffale, questa cultura mafiosa possa essere debellata completamente. È importante che tutti i sindaci siamo presenti, anche la presenza del ragazzo delle scuole è un gran segnale contro la mafia, un gran segnale contro il malaffare, un gran segnale contro quello che è successo al nostro amico sindaco Castellino, che domani ci vedrà a Palermo di Montechiaro, tutti i sindaci a sostegno, perché oggi questa terra ha bisogno di scollarsi di questo marchio, ha bisogno di andare avanti, di crescere in maniera dignitosa e non avendo nessun ruggine addosso, perché la mafia è diventata una ruggine e, come diceva Borsellino, la mafia è una montagna di merda e noi di questa merda ce ne dobbiamo ripulire. Sono ovviamente presente perché sono delle manifestazioni importanti soprattutto per i giovani, per i tanti studenti che oggi sono anche qui, affinché si possa inculcare loro il senso appunto della legalità e affinché si possa costruire una società più sana. Presente oggi ma presente anche domani a fianco del collega sindaco Castellino a Palma di Montechiaro. Oggi è una manifestazione importante per dire no alla mafia, per questa etichetta che ci teniamo addosso da sempre, ed è un onore essere qui presenti, perché bisogna trasmettere a questi giovani, a nuova generazione, che questa è una cosa che bisogna evitare e bisogna veramente marciare per la legalità. La presenza delle istituzioni è doverosa, quella delle scuole è un dono che ci fanno i ragazzi, i bambini, perché alla fin fine è a loro che sono dedicate queste occasioni, queste giornate. Quello che si spera è che al di là della inevitabile retorica di questi momenti rimanga però ai bambini qualcosa nel proprio cuore, ecco, qualcosa che è quel senso di, non tanto di legalità, la legalità è un concetto astratto che capiranno poi da adulti, ma quel senso di rispetto per l'essere umano, ecco, che naturalmente viene leso dal crimine e da ogni forma di violenza. I sindaci sono sempre quelli che in prima linea, in trincea, spesso abbiamo visto anche recentemente Palma di Montechiaro, sì, ma non solo, ricevono purtroppo segnali inquietanti e minacce. Abbiamo parlato appunto di violenza, una delle forme di violenza più diffuse oggi è la minaccia, l'aggressione verbale, l'aggressione via internet, fenomeno questo che i ragazzi purtroppo conoscono bene, il cyberbullismo cosiddetto. Sì. Ecco.
è una forma di violenza non da sottovalutare, perché può fare male quanto quella fisica, e poi può anche naturalmente tradursi in violenza fisica anche sotto la forma dell'istigazione. Se la società non riuscirà a superare questo momento in cui sembra che chiunque governi, chiunque amministri abbia una responsabilità oggettiva, come dice il vecchio proverbio, pure sul se piove o se non piove, insomma, naturalmente non faremo quel passo avanti che ci si aspetta da una società matura.